Preso al volo il dottor Tolomei, che è l'amministratore delegato di Ecoambiente, qua a Rosolina Mare. Quanto è importante far conoscere anche in queste località il vostro impegno? È importantissimo perché la nostra presenza anche qui a Rosolina Mare dà la facoltà anche ai turisti, oltre che ai residenti e agli stanziali, di imparare bene a fare la raccolta differenziata, perché la differenza è fare bene la differenziata. Voi vi state impegnando molto per questo, siete in linea con i vostri obiettivi? Siamo contenti degli obiettivi che stiamo già raggiungendo, sui 21 comuni che sono partiti dal 1° gennaio con la tariffa puntuale abbiamo già una importante raccolta differenziata di qualità oltre il 74%, siamo anche la città di Rovigo al 77% di raccolta differenziata, quindi diciamo la sfida la stiamo implementando e ragionevolmente la vinceremo tutti insieme, perché sono i comportamenti delle persone e delle abitudini continue da parte nostra che portano a fare la differenza, e quindi la differenziata è per fare la differenza. Qua siamo davanti al box di Delta Radio. Quanto è importante questa sinergia con l'editoriale La Voce? La comunicazione e l'informazione con tutti i canali, ovviamente che con La Voce, è importantissima perché aiuta a sapere, a comprendere e aiuta noi a migliorare il nostro percorso di completamento per quanto riguarda la sfida importante per le generazioni future, che è quella di dare un contributo ambientale anche attraverso la raccolta differenziata. Si mantiene, non so quanto, ma si mantiene.